tre piromani che questa notte hanno dato fuoco a un ristorante giapponese di Marcon, la titolare è stato qualcuno che voleva danneggiare appositamente la nostra attività. Chi ha visto parli. A Mestre si torna a colpire con la tecnica del tombino. Nella notte colpo al bar Venice tra Corso del Popolo e via Torino. Le telecamere hanno immortalato il ladro mentre arrivava col tombino sotto il braccio. Aperta un'indagine sulla morte della bimba di 1 anno e mezzo soffocata con un tappo per verificare se la tragedia fosse evitabile. Anche l'ULSS 3 ha istituito una commissione. L'addio a Giada Zanola, la donna uccisa dal compagno a Vigonza. Oggi a Brescia i funerali, in noi c'è tanta rabbia, ha detto il parroco. Andrea, dica cos'è successo, l'appello del fratello Daniel. Una donna di 73 anni è morta investita da un'auto mentre attraversava la strada. Al volante c'era un 64enne di Santa Maria di Sala che stava uscendo dal parcheggio della chiesa di Saonara. Dopo le polemiche, il presidente dell'Ater di Venezia, Fabio Nordio, fa il punto della situazione circa il numero di case e alloggi pubblici sfitti di proprietà dell'ente. Il numero 1, arancio nero verde, Duncan Niederauer, illustra programmi per la prossima stagione in A, confermare gran parte della rosa e tutti gli artefici principali della promozione. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo da Marcon questa sera con le immagini dei 3 piromani che questa notte hanno appiccato il fuoco a un ristorante giapponese vicino al centro commerciale. La titolare dice è stato qualcuno che voleva appositamente danneggiare la nostra attività. Chi ha visto, questo è il suo appello, parli. Guarda, ci ha fatto, guarda. Adesso stanno andando via? Sì. Eccoli, in 3. Mentre col volto coperto gettano un liquido infiammabile all'esterno del ristorante Fusion Lumi in via Mattei a Marcon. Attendono che le fiamme divampino e iniziano a girare la scena con il cellulare. Sono le 2:20. Le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza non lasciano dubbi, come racconta la titolare. Si vede bene che sono passati, ha fatto un atto vandalico, ecco, ha fatto apposta, hanno buttato del liquido e poi acceso il fuoco. Io non so se l'hanno fatto perché devono dimostrare che hanno fatto il loro dovere, nel senso il loro lavoro per prendere soldi, oppure perché per mettere online, per avere like, non so, adesso sai c'è di tutto, non sappiamo. Una volta appiccato il fuoco i 3 sono fuggiti senza correre, probabilmente per non dare nell'occhio, attraversando la strada e facendo perdere le proprie tracce. Forse c'era un'auto ad attenderli, non una bravata secondo la titolare, ma un'azione con uno scopo preciso. È stato qualcuno che insomma voleva farci del male, ecco, evidente. Io penso del concorrente, magari dall'invidia o perché lavoriamo bene. A chiamare i soccorsi una persona ripresa dalle telecamere che si è fermata per vedere cosa stava accadendo. Se aspettava di più probabilmente non c'è neanche più locale qua. L'interno infatti non ha subito danni di rilievo, circa 40.000 invece quelli provocati all'esterno, e mentre i carabinieri indagano la titolare lancia un appello. Se magari qualcuno vede che qualcuno ha posto il video, si riesce a capire, che ci dà magari qualche indizio, che chiama Carabinieri di Marcon perché sta facendo l'indagine. La volontà è quella di riaprire entro un paio di giorni nella speranza che i 3 responsabili vengano presi al più presto. Intanto a Mestre torna l'incubo delle spaccate col tombino, questa volta a essere preso di mira un bar in Corso del Popolo. A Mestre si torna a colpire con la tecnica del tombino. L'ultima al bar Venice, all'incrocio tra Corso del Popolo e via Torino, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Si vede il ladro verso le 4:20 nella notte tra mercoledì e giovedì arrivare proprio con il tombino sotto il braccio, preso dietro il locale lungo la via interna. Lo posa, si allontana, poi torna per scagliarlo con forza contro la vetrina, andata a quel punto completamente in frantumi. Forse, dopo essersi ferito alla mano, entra dunque nel locale e si dirige verso il registratore di cassa portandolo via con 1.100 euro all'interno. Non contento, prima di andarsene il malvivente si è anche preso 2 bottiglie di Coca-Cola. Oltre il danno la beffa.
Furioso Ali, uno dei gestori di origine bengalese che si è sfogato con un post sui social denunciando il furto, avvenuto, scrive, per la seconda volta, tanto da aver ingaggiato un vigilante che dalle 18 all'alba sorvegli il locale. Un presidio che paga di tasca propria per tenere a sicuro il bar e tutelare i clienti. Siamo veramente stufi, si sfoga, così non si può più andare avanti. Ed è stata avviata un'indagine sulla morte della piccola Elettra Friselle, la bimba di 1 anno e mezzo che ha perso la vita dopo aver ingerito un tappo di plastica mentre era a casa coi genitori. Loro da subito hanno dichiarato i loro dubbi sulla macchina dei soccorsi, chiedendo di far luce sulla vicenda. Al momento l'indagine non ha ipotesi di reato né indagati. L'obiettivo dell'inchiesta è comprendere il susseguirsi degli eventi e verificare se la tragedia fosse o meno evitabile. Anche la Direzione Generale dell'ULSS 3 ha istituito una commissione per esaminare ogni passaggio di quanto accaduto. Il direttore generale Contato, nel ribadire le condoglianze alla famiglia, ha assicurato che una commissione sta verificando ogni passaggio e i risultati saranno messi a disposizione della magistratura. Vi partecipano esperti di varie specialità mediche non coinvolti direttamente, naturalmente, nella vicenda. Ora andiamo all'addio a Giada Zanola, la donna uccisa dal compagno a Vigonza. Oggi a Brescia i funerali, in noi c'è tanta rabbia, ha detto il parroco. Andrea, dica cos'è successo, è stato l'appello invece del fratello Daniel. È il frastuono dei motori delle auto tuning modificate, sua grande passione, ad accogliere sul sagrato della chiesa di Folzano Giada Zanola, la giovane mamma morta a Vigonza dopo essere precipitata dal cavalcavia sulla 4, probabilmente spinta dal compagno Andrea Favero, ora in carcere con l'accusa di omicidio. Un rumore assordante che però non riempie nemmeno in parte il vuoto lancinante lasciato in familiari e amici. Daniel, fratello di Giada, soppesa le parole, non giudica ma chiede la verità. Io volevo bene Andrea e voglio ancora bene Andrea. Dovrebbe essere lui a dirmi se è stato lui o no. Tu cosa vorresti dirgli adesso? Esatto. Vorrei solo parlargli. Non vorrei dirgli niente, non voglio accusarlo di niente. Ci penseranno gli altri a fare giustizia se è stato lui. Daniel che usa parole di compassione anche per i familiari del presunto killer. Siamo tutti uniti, secondo me, nello stesso dolore anche da parte loro. E a chi gli chiede se fosse stato a conoscenza dei lividi sul collo della sorella risponde lapidario. Se li avessi visti non saremmo arrivati a questo punto. Ai funerali anche il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro e la prima cittadina di Brescia Laura Castelletti, sul petto di tutti un fiocchetto rosso, ormai simbolo della lotta alla violenza di genere. Dentro di noi c'è tanta rabbia, ti abbiamo visto crescere e oggi ci sentiamo persi, ha detto Don Sergio, e persa si sente la sorella Federica che con Daniel ha sostenuto Papagino anche all'uscita del feretro. Era dolcissima e mi manca tanto, è un dolore fortissimo, è comunque una perdita indipendentemente da tutto, fa male. Voltiamo pagina, è al lavoro la polizia locale di Saonara, siamo nel Padovano per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale. La vittima è stata investita da un'auto condotta da un uomo di Santa Maria di Sala, dunque nel Veneziano, mentre attraversava la strada. Si tratta di una donna di 73 anni. Avevano appena acquistato dei vasetti di vetro con la cognata, è quasi estate, pensavano alla conserva di pomodoro. Tutto è accaduto in un attimo a Tombelle di Saonara in via Vigonovese. Erano le 18. Fiorella Chigliaro, 73 anni, residente nella frazione di Villatora con il marito e i 3 figli, stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto, una Yaris condotta da un 64enne di Santa Maria di Sala nel Veneziano, che stava uscendo dal parcheggio della chiesa. Solo
toccata la cognata, investita in pieno Fiorella Chigliaro, il cui corpo è stato liberato dai rottami dei vigili del fuoco. Inutile ogni tentativo di soccorso per la 73enne, non c'è stato nulla da fare. Grande il cordoglio nel comune. Ci dispiace tantissimo per questa famiglia, come amministrazione comunale, come sindaco, ma anche come comunità di Villatora alla quale la famiglia apparteneva, siamo veramente vicini. Le indagini sull'incidente sono condotte dalla polizia locale, che sta esaminando le telecamere presenti lungo via Vigonovese. Un'auto che sopraggiungeva dal centro cittadino si era fermata per lasciar passare le due donne. Forse la visuale del conducente della Iaris è stata coperta. L'uomo, sottoposto ad alcol test, è risultato negativo. Resta il dolore per la perdita di una donna, moglie e madre di famiglia, che probabilmente a quell'ora pensava a tornare a casa il più presto per preparare la cena. Lasciamo la cronaca nera adesso, andiamo al tema dell'emergenza casa col presidente dell'Ater di Venezia, Fabio Nordio, che fa il punto sulla situazione degli alloggi pubblici sfitti di proprietà dell'ente. Contrasto al fenomeno dell'abusivismo, ma anche massima trasparenza. Dopo quanto accaduto lunedì sera a Rione Pertini di Mestre, il presidente dell'Ater di Venezia Fabio Nordio fa il punto sul numero di alloggi sfitti di proprietà dell'ente da lui presieduto. A questo dato si devono poi aggiungere gli appartamenti vuoti di proprietà comunale che non dipendono da Ater, ma tra enti diversi c'è un sentire comune. Il tentativo di occupazione abusiva che si è perpetrato ieri al quartiere Pertini ha portato senz'altro alla ribalta il problema delle case sfitte di proprietà comunale e di proprietà dell'Ater. Per quanto riguarda Ater, nel quartiere Pertini noi abbiamo circa 150 alloggi, di cui 35 sfitti, però di questi 35, 12 sono già in disponibilità per essere assegnati e 2 sono in corso di lavorazione. Poi ci sarà una fase successiva. Gli altri alloggi sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e contiamo nel giro dei prossimi anno e mezzo, 2, di sistemare anche quelli. Il problema dell'occupazione abusiva è un problema molto sentito da Ater. E nel quartiere Pertini abbiamo 2 alloggi occupati abusivamente. All'opera anche guardie giurate. Ater ha installato delle luci con fotocellula nelle zone più a rischio e abbiamo anche dato la disponibilità a uno dei 2 comitati di quartiere della disponibilità di avere una vigilanza con delle guardie giurate coadiuvate da polizia locale e polizia di Stato, così come abbiamo presentato nell'accordo di circa un mese fa firmato con il prefetto e il questore. Andiamo alle elezioni amministrative con i punti cardine del programma di Nais Marcon, che si candida a sindaco di Scorzè. Il cittadino ovviamente ha bisogno quando è in difficoltà, ha bisogno di scuole, ha bisogno di asili, ha bisogno di servizi e ha bisogno anche di strade. Il comune deve essere a fianco del cittadino a 360 gradi in tutti gli aspetti della vita. E questo è lo spirito che ha mosso l'attività amministrativa di Nais Marcon, sindaco uscente a Scorzè, che si candida per il secondo mandato. In questo periodo sono stati avviati tantissimi lavori che vede anche in piazza la strada principale è tutta sottosopra perché si sta rifacendo in pratica il centro, stiamo facendo tante altre cose bellissime, tipo la scuola nuova, un nido nuovo, la pista di atletica che è finita l'altro giorno, abbiamo rimesso a nuovo il teatro. Nais Marcon è sostenuta da 2 liste civiche, Scorzè Leale, Nais sindaco di tutti, e Scorzè Terra Veneta, Nais sindaco, composto da uno spaccato rappresentativo della società cittadina. Medici, ingegneri, farmacisti, dentisti, abbiamo gente che si occupa di ambiente, gente che si occupa di informatica, chi è stato sindacalista nel passato. Durante il primo mandato, Marcon ha dovuto anche affrontare l'emergenza Covid, un'emergenza che, racconta, ha rafforzato il rapporto con i suoi concittadini. Ancora adesso molta gente mi telefona per dirmi come sta, proprio perché si è instaurato questo rapporto positivo con la gente. Lo sport, adesso il calcio con i programmi per la prossima stagione del Venezia, neopromosso in Serie A. L'intenzione della società è quella di confermare gran parte della rosa e tutti gli artefici principali della promozione.
Confermare tutti i pezzi migliori, gran parte della rosa dei giocatori, da poi Amparo Abusio, Tesman, Ioronen, Altare, tanto per fare solo alcuni nomi, e anche mister Paolo Vanoli, che alla società non avrebbe ancora comunicato la volontà di non restare in serie sulla panchina arancio-nero-verde anche per la prossima stagione. Questa è la volontà della società arancio-nero-verde. Parla così il presidente americano Duncan Niederauer al timone del Venezia Football Club in un video collegamento dalla Toscana nella conferenza stampa convocata dal club. Il massimo dirigente lagunare ribadisce quanto già espresso lunedì durante la nostra diretta. Io spero resto in Serie A perché quindi siamo pronti questa volta. 3 anni fa non pronti. Non pronto. Ecco. La squadra non pronta, io non pronto. And I think questa volta, prossimo campionato, nostra squadra, 20 giocatori qui. So 1, 2, 3, 4, altri 4, altri 4, un più, and then basta. Chiedevano di Paolo Vanoli, rimane? So, io spero, io penso, contratto per 2 anni, so io spero Vanoli resta in Venezia. Il presidente in apertura ha tenuto a ringraziare molto tutti i tifosi e tutti gli artefici del risultato raggiunto e ha detto che entro un paio di settimane verranno annunciati i nuovi partner e soci che sono già entrati a far parte del Venezia Football Club. Con questo servizio di Lorenzo Maier noi ci fermiamo, grazie per l'attenzione, tra poco l'edizione di Treviso. Arrivederci.